Un imprenditore di 77 anni è morto cadendo dal tetto della sua azienda a Maniago. Il corpo è stato trovato stamattina dagli operai. Cordoglio nella città del Coltello, che oggi ha perso anche un medico di famiglia da poco in pensione. Nuova manifestazione a Trieste contro il Green Pass. Si ingrossano le fila dei contestatori. In 15.000 hanno bloccato il centro città chiedendo un passo indietro al presidente Draghi. Dopo l'assalto alla CGIL, i sindacati regionali si organizzano per una manifestazione unitaria a Roma. Introvabili però gli autisti per guidare le corriere. 2 su 10 non sono vaccinati, gli altri sono impegnati sul fronte scuola. Odissea nel fine settimana in montagna per i cittadini che hanno avuto bisogno della guardia medica. I sindaci scrivono all'azienda sanitaria che dice di essere al lavoro per migliorare il servizio di continuità assistenziale. Buone notizie dal Bruseschi, alla ripresa della preparazione Gotti ha ritrovato Deulofeu e domani torna in gruppo anche Pussetto. 2 recuperi importanti in vista del Bologna. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia che apriamo con la cronaca. A trovarlo senza vita sono stati questa mattina i suoi operai. Un imprenditore pordenonese di 77 anni, Franco Bargagni, è morto cadendo dal tetto del capannone della sua azienda a Maniago. Grande cordoglio nella città del Coltello, che peraltro proprio oggi ha perso anche il dottor Fabrizio Mion, medico di famiglia, da poco in pensione. Lo hanno trovato questa mattina attorno alle 6 i suoi operai riverso a terra senza vita, con ogni probabilità caduto dal tetto del suo capannone della Carmo nella zona industriale di Maniago. È morto così Franco Bargagni, imprenditore pordenonese di 77 anni, titolare del gruppo MGM con sede a Meduno che produce componenti per elettrodomestici e comprende, oltre alla Carmo, l'Artigiana di Maniago e la Metalfin di Meduno, per un totale di 50 dipendenti e un fatturato di 15 milioni di euro. Secondo una ricostruzione, l'anziano sarebbe salito sulla copertura nella giornata di ieri perché voleva fare un sopralluogo per verificare una presunta perdita d'acqua. Da quanto si è appreso, una porzione del lucernaio ha ceduto e l'uomo è precipitato per alcuni metri, perdendo la vita proprio nel giorno della 71esima giornata per le vittime sul lavoro. Sul fatto indagano i carabinieri e gli ispettori del lavoro di Asfo. Bargagni, vedovo da qualche anno e senza figli, era molto noto nel maniaghese. Lo voglio ricordare perché come persona ha saputo dare anche un contributo molto valido nel periodo in cui lui ha fatto parte del consiglio di amministrazione del consorzio industriali di Maniago qualche anno fa e soprattutto si è dimostrato sempre particolarmente sensibile anche per iniziative della nostra comunità, partendo anche da quell'iniziativa per mettere a disposizione dei propri capannoni affinché il comitato del Carnevale potesse trovare alloggio. Un lutto al quale a Maniago se ne aggiunge un altro con la morte del dottor Fabrizio Mion, medico di famiglia da poco in pensione, scomparso in seguito ad alcuni problemi cardiaci. E Fabrizio era conosciuto da tutti e molto apprezzato proprio per la sua umanità. E ci ha lasciato in una maniera del tutto improvvisa e inaspettata e quindi io voglio cogliere l'occasione a nome di tutta la comunità per fare le più sentite condoglianze alla moglie Antonietta e ai 3 figli Cristina, Alessandro e Marco. Ancora una manifestazione molto partecipata in regione contro il Green Pass. È successo questo pomeriggio a Trieste quando 15.000 persone hanno bloccato il centro città per chiedere un passo indietro al governo Draghi e annunciando che il 15 ottobre la lotta proseguirà. La protesta non si placa e anzi cresce. Anche ieri Trieste è stata bloccata dal corteo del movimento No Green Pass che dopo i portuali ha visto l'unirsi anche di ferrovieri, tassisti, operai della Fincantieri e altri lavoratori. Parlare di momenti di tensione sarebbe fine eccessivo, ma qualcosa avrebbe potuto andare male quando sotto la prefettura sono arrivati i lavoratori portuali con una delegazione ricevuta dal prefetto Valerio Valenti. La solita procedura degli agenti che si sono tolti i caschi per alcuni istanti, poi qualcuno ha lanciato una bottiglia di vetro, ha evitato ogni possibile criticità.
Le anime del corteo, come sempre, sono varie, 15.000 partecipanti, dato confermato dalla questura. La protesta in realtà non si fermerà perché anche nei prossimi giorni, e in particolare il 15 ottobre, con l'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro, scatterà un'altra protesta. I portuali hanno annunciato l'intenzione di bloccare lo scalo e anche la città, ma il malumore potrebbe crescere in altri contesti lavorativi. Nel mirino del corteo il premier Mario Draghi e il governatore Massimiliano Fedriga. La manifestazione è partita intorno alle 15 dallo stabilimento Ausonia per poi proseguire fino a oltre le 19 con conclusione in piazza Ponte Rosso. L'assalto alla sede nazionale della CGIL è un attacco a tutto il sindacato confederale da parte di facinorosi che nulla hanno a che fare con chi manifestava a Roma contro il Green Pass. Ne è convinto il segretario regionale della CGIL, William Pezzetta, il quale però sottolinea come la certificazione verde obbligatoria possa effettivamente alimentare un clima di tensione tra i lavoratori. Il 15 ottobre è alle porte e la CGIL esprime preoccupazione per il clima di tensione che si sta creando in questo periodo. Nulla a che vedere con la devastazione e l'attacco che ha subito sabato la nostra sede nazionale della CGIL, che quello è un attacco squadrista che ha strumentalizzato questo malcontento. È un attacco alla Costituzione sulla quale tutto il mondo civile ha reagito. Per quanto mi riguarda il Green Pass, gli animi certamente sono caldi, c'è tutto il tema di una contrapposizione tra vaccinati e non vaccinati che non aiuta. Qualche fabbrica magari c'è qualche tensione in più, soprattutto anche a livello individuale, devo dire io, e teniamo conto che poi noi abbiamo un tema che il nostro mondo produttivo è fatto all'80% di piccole e piccolissime realtà, dove anche tante volte il sindacato non arriva e dove credo che sia anche più difficile organizzare, provare a gestire i problemi dei tamponi come lo stiamo facendo nella grande industria. Il governo dovrebbe essere lui a prendere una decisione e la decisione per noi è una legge sui vaccini. E dalle nostre stime, così a spanne ovviamente, ma penso che di andare poco lontano, almeno 60.000 persone avranno bisogno di fare tamponi nel mondo del lavoro e chiaramente non c'è anche un sistema nel territorio, anche sanitario, in grado poi di soddisfare tutta questa richiesta qua con delle problematicità, perché non può esserci che io non posso andare a lavorare perché non riesco a trovare dove fare il tampone. I sindacati regionali si stanno organizzando per una manifestazione unitaria a Roma per il 16 ottobre, proprio dopo l'attacco di sabato alla sede della CGIL. C'è però un problema: non si trovano autisti per le corriere che dovrebbero portare i sindacati fino a Roma. Il 20% non è vaccinato, il resto del personale è impegnato con il trasporto scolastico. La CGIL del Friuli Venezia Giulia si sta organizzando per partecipare insieme a CISL e UIL alla manifestazione indetta a Roma dai sindacati nazionali per sabato 16 ottobre, in seguito all'attacco alla sede della CGIL di Roma. Ma la mancanza di autisti di corriere sta creando difficoltà per chi intende raggiungere la capitale. C'è la possibilità che ci sia l'indisponibilità di personale appunto necessario per garantire il trasporto, quindi c'è il rischio che, che il servizio possa essere in qualche modo limitato appunto per effetto appunto del Green Pass o della mancata vaccinazione. Ci sono delle percentuali abbastanza elevate, intorno al 20% di persone non vaccinate che oggettivamente possono incidere sul servizio nelle prossime settimane. Vediamo appunto come andranno, quale sarà l'andamento della vaccinazione nei prossimi giorni, però al momento sembra che la situazione sia così. Alessandra Schilirò, la vicequestore no Green Pass, originaria di Gorizia, in servizio a Roma, da domani sarà sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni. A rendere noto il provvedimento è stata la stessa dirigente goriziana sul suo profilo Facebook. Schilirò era stata nominata dirigente del neonato sindacato COSAP, ma da oggi la stessa dirigente ha revocato la sua iscrizione al sindacato. Le motivazioni
ha spiegato saranno rese note tra qualche giorno. Dopo gli scontri e le violenze che hanno caratterizzato la manifestazione di sabato a Roma con l'assalto alla sede della CGIL, Schini Rossi era espressa sui social chiedendo da sindacalista l'immediata punizione dei poliziotti che avrebbero usato violenza sui manifestanti, definendo quella violenza inammissibile da qualsiasi parte provenga. Sono sempre di più intanto coloro che prenotano un tampone in vista dell'introduzione dal 15 ottobre dell'obbligatorietà del Green Pass per accedere al posto di lavoro. Chi è contrario alla vaccinazione denuncia gravi disagi e rivendica la propria libertà di scelta. In fila per prenotarsi il tampone da effettuarsi, se possibile, periodicamente e assicurarsi il Green Pass per andare a lavorare. È un'immagine frequente in questi giorni ed è destinata a ripetersi con l'avvento dell'obbligo di possedere il certificato con il 15 ottobre. Il disagio è quello di dover prendere gli appuntamenti, dover anche fare la difficoltà poi di prendere degli impegni di lavoro, perché gli impegni sono collegati anche ad avere il Green Pass, quindi un disagio sia personale notevolissimo e anche di organizzazione aziendale. Sicuramente il Green Pass come strumento e come disagio crea delle differenze e crea comunque dei problemi nel rispetto anche della volontà di una persona di utilizzare, di accedere al vaccino. È una vergogna, perché o tampone o se no ti fai oggi, ti fai domani, e chi lavora tutta la settimana, sono 6 giorni su 7, cosa significa? Che prima o poi uno si stufa e va, è sempre la via che ti costringono a vaccinarti. Se tu non vuoi, è una scelta libera, tu non puoi costringermi o questo o l'altro. Io ho già fatto tutti e due i vaccini e adesso, quando anche mio marito abbiamo fatto tutti e due, e adesso mio marito dovrà fare anche il terzo, però noi stiamo bene. Mio figlio mi ha chiesto se posso venire a prenotare per fare a lui il tampone e io ho detto di sì. Se lui non vuole fare il vaccino io non posso obbligarlo. È un disagio per le persone che devono sottoporsi a questa cosa. Posso capire che ci siano delle persone che hanno paura, che sono spaventate. Io mi sono vaccinato, quindi sono qui per qualcun altro. Sempre più persone intanto sanzionate in Friuli Venezia Giulia perché trovate al tavolo di bar e ristoranti senza Green Pass. Aumentano i casi di persone che in Friuli Venezia Giulia accedono a bar e ristoranti per mangiare o bere al tavolo senza il Green Pass. È quanto emerge dagli esiti dei controlli eseguiti negli ultimi 15 giorni dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute di Udine. Gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno elevato 19 sanzioni amministrative di 400 euro ciascuna, ridotte a 280 euro ciascuna se pagate entro 5 giorni, nei confronti di clienti senza certificazione verde e nei confronti dei titolari degli esercizi pubblici per omessa verifica. 6 le sanzioni elevate nel territorio dell'ex provincia di Udine, 6 nell'Isontino, 4 nel Friuli occidentale, in particolare fuori dalla città di Pordenone, e 3 infine in area giuliana. In 2 casi si è trattato di clienti che si sono soffermati a giocare alle slot machine, attività per cui è previsto il Green Pass. I controlli del NAS sono stati intensificati e continueranno in tutta la regione anche nelle prossime settimane, sempre nei locali pubblici. Al via poi, in questi giorni, sempre da parte dei militari del nucleo antisofisticazione, anche un altro tipo di monitoraggio riguarda le farmacie per verificare il rispetto dell'applicazione del prezzo dei tamponi, che non deve superare, perché è calmierato, i 15 euro. Abbiamo parlato della manifestazione di questo pomeriggio a Trieste contro il Green Pass. Il capoluogo giuliano è stato teatro questa mattina di un'altra manifestazione, il corteo organizzato da USB, USI e Cobas, i sindacati autonomi che hanno protestato con il governo anche sul tema del Green Pass obbligatorio. Lavoro, dignità, diritti, questo è lo slogan che ha aperto il corteo, a cui hanno preso parte circa 1 migliaio di manifestanti, organizzato dai sindacati autonomi in tutte le città italiane, tra cui anche Trieste. La manifestazione è partita da Piazza Goldoni per poi muoversi lungo via Carducci con sosta sotto il Consiglio regionale e proseguire fino a Piazza Casali, dove ha sede Confindustria Alto Adriatico. A presidiare l'edificio la Guardia di Finanza e i volontari del sindacato USB, che hanno organizzato un cordone per evitare ogni possibile azione dimostrativa violenta. Successivamente
Successivamente il serpentone si è spostato lungo le rive fino alla sede di Fincantieri per poi fare ritorno in piazza Goldoni dopo aver attraversato Corso Italia. Soddisfatte USB, USI e Cobas, lo sciopero di oggi ha rimesso al centro il lavoro ed i lavoratori. Un corteo, quello della mattinata che ha attraversato la città, colorato e determinato, fatto di lavoratrici e lavoratori di tutti i comparti e anche di studenti. Un corteo che ha gridato la propria rabbia contro le scellerate scelte di questo governo. Il corteo si definisce antifascista ed erano presenti anche rappresentanti del movimento No Green Pass. Diverse sono le azioni di protesta che sono state annunciate per i prossimi giorni. Oggi è arrivata la notizia di 5 giorni di sciopero a partire proprio da venerdì 15 ottobre e fino al 20. Uno sciopero generale che è stato indetto dall'associazione sindacale FISI, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, un sciopero che è stato indetto in particolare sul tema del Green Pass. La comunicazione è arrivata oggi dalle scuole alle famiglie. Ovviamente l'impatto di una comunicazione del genere ha intimorito diverse famiglie, visto appunto che si parla di 5 giorni di sciopero. Naturalmente sono incluse anche il sabato e la domenica. Ed ora il bollettino Covid, 30 oggi in Friuli Venezia Giulia, i nuovi contagi su 2.332 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici, 2 i contagi tra il personale delle aziende sanitarie, non si registrano decessi, 9 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 44 quelli accolti in altri reparti, 795 i cittadini in isolamento. Ancora cronaca spaccata nella notte nel centro di Udine, ignoti hanno fatto irruzione al bar Lume, locale notturno del centro città, sottraendo l'incasso della serata e l'iPad utilizzato per la contabilità e l'emissione degli scontrini. È stato il titolare ad accorgersene questa mattina. L'irruzione sarebbe avvenuta tra le 2:30 e le 8 di stamattina. I ladri hanno sfondato una delle 2 porte vetrate che permettono l'accesso al locale, poi si sono dileguati. Il proprietario Matteo Comelle ha lanciato un appello sui social chiedendo aiuto per l'individuazione dei responsabili. Incidente stradale con incendio intorno all'1 della scorsa notte a Pinzano al tagliamento lungo la ex provinciale all'altezza del bosco di Valeriano. Una vettura ferma allo stop, una Megane è stata tamponata violentemente da un'altra vettura, un'Opel Corsa alimentata a gas GPL che nell'impatto è finita in un fossato. La seconda auto si è poi incendiata, le 2 persone che erano a bordo sono riuscite a uscire dall'auto senza riportare lesioni. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo per domare l'incendio e per mettere in sicurezza la viabilità sul posto, anche i carabinieri. 40 infrazioni al codice della strada, di cui 11 dovute alla guida sotto l'influenza dell'alcol, a fronte di 93 conducenti sottoposti a controllo con etilometro e precursore. In 2 casi, Avenzone e Codroipo, la guida in stato di ebbrezza è stata tra le cause di incidenti stradali, per fortuna senza feriti gravi. È il bilancio dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Udine nella settimana appena trascorsa. 9 le patenti ritirate, 136 i punti decurtati. Soccorso nella notte un motociclista straniero infortunatosi ad una gamba poco dopo essere giunto con altri 2 amici a Casera Tersadi a quota 1370 metri. È successo nel territorio comunale di Treppo Carnico dopo l'allarme lanciato dagli altri 2 biker poco prima delle 19. Sul posto sono giunti una quindicina di soccorritori del Soccorso Alpino di Fornia Voltri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Il ferito è stato medicato e imbarellato per poi essere trasportato a valle a piedi con l'ausilio di corde di sicurezza. Odissea nel fine settimana per i cittadini che vivono in montagna, i quali hanno avuto bisogno della guardia medica. Tante difficoltà, si sono trovati a essere messi in contatto con diversi centralini, così i sindaci dei territori interessati hanno scritto all'azienda sanitaria. Vediamo.
È stato un fine settimana difficile per i turni delle guardie mediche in Alto Friuli, Carnia e anche a Gemona del Friuli. In alcuni turni i cittadini infatti sono stati dirottati dal centralino a sedi limitrofe per trovare risposte alle loro necessità. I sindaci del Canal del Ferro e Val Canale hanno chiesto aiuto ai vertici dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, azienda che conta 134 comuni, dalla montagna al mare. Aggiungiamoci poi, dice Fabrizio Fuccaro, presidente della comunità di montagna Canal del Ferro Val Canale, le difficoltà a trovare dei medici disponibili a coprire i turni anche nelle sedi più lontane, oltre che a coprire i posti vacanti dei medici di medicina generale che stanno andando in pensione. Crediamo sia necessario rivedere l'organizzazione e la presenza dei presidi sul territorio della montagna. La comunità di montagna tratterà il tema nella prossima riunione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale, il prossimo giovedì. Sono all'ordine del giorno anche i servizi sociali dei comuni, delegati dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Tutte le richieste provenienti dai cittadini vengono ascoltate, spiega il direttore sociosanitario dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, David Turello. Siamo in stretto contatto con i sindaci e con loro stiamo lavorando per una proposta che preveda un miglioramento del servizio di continuità assistenziale per il territorio montano. Si tratta di un'area complessa, aggiunge Turello, molto estesa a livello geografico, ma poco densamente popolata. Ad una settimana dalla rielezione, oggi il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ha presentato la nuova giunta. In squadra 4 riconferme e 4 volti nuovi, assessori operativi già a partire da domani. 4 volti nuovi e 4 riconferme per la nuova giunta di Pordenone presentata oggi dal sindaco Alessandro Ciriani. Giunta che abbiamo dovuto anche necessariamente chiudere in tempi rapidi perché moltissime sono le sfide, i progetti e i finanziamenti che devono essere messi a frutto nelle prossime settimane. Tant'è vero che già domani sarà convocata ufficialmente la prima giunta, giovedì la seconda, quella formale, ma io intendo convocarla molto spesso perché sarà un lavoro da cabina di regia. Tutti i progetti, tutti i finanziamenti afferiscono a più referati, quindi occorre una sorta di interdisciplinarità tra i diversi assessori. Non si lavora a compartimenti stagni, ma si lavora in squadra, in team. 2 gli assessori per Fratelli d'Italia, entrambi riconfermati. Ad Emanuele Loperfido, che sarà anche vice sindaco, andranno finanze, bilancio e tributi, il commercio, le politiche per la sicurezza e la protezione civile. A Walter De Bortoli, lo sport, le farmacie, i servizi demografici e la semplificazione amministrativa. New entry in casa Forza Italia per Andrea Cabibo, già presidente del Consiglio. Avrà i servizi tecnici, i lavori pubblici, l'edilizia pubblica e il patrimonio. Mi sento un po' come al primo giorno di scuola perché il presidente del Consiglio comunale vede soltanto la punta dell'iceberg, adesso starà a me scoprire un po' tutto il lavoro che c'è sotto per la presentazione delle delibere, ma l'entusiasmo è molto. Riconfermata per Forza Italia anche Guglielmina Cucci, che avrà l'importante referato delle politiche sociali, i rapporti con l'azienda sanitaria e le pari opportunità. New entry per Samantha Miot della Lega, che avrà le attività produttive, di sviluppo economico, il turismo e gli affari generali e istituzionali. Per quanto riguarda Pordenone cambia la lista del sindaco, confermatissima Cristina Mirante con urbanistica, viabilità e rigenerazione urbana, a cui si aggiungono 2 volti nuovi, Alberto Parigi che avrà cultura e istruzione e Monica Cairoli con ambiente, verde ed ecologia. Ed è stata presentata anche la nuova giunta comunale di Cordenons. Una giunta rinnovata con 4 volti nuovi e 2 conferme, quella che sosterrà il sindaco leghista Andrea Delle Vedove a Cordenons, con 3 esponenti di Fratelli d'Italia, 2 della Lega e 1 di Forza Italia. A fianco ai riconfermati Lucia Buna e Giuseppe Netto ci saranno il vice sindaco Andrea Serio, Loris Zancai, Andrea Gobbo, Silvia De Piero e Cesare De Benedetto. Abbiamo la rappresentatività garantita da parte delle forze politiche, siamo riusciti a fare una giunta giovane, una giunta preparata che porterà sicuramente per i prossimi 5 anni a Cordenons un'amministrazione capace e competente. E al di là di quelli che sono gli esiti elettorali, noi abbiamo sempre una grande squadra, una capacità appunto di organizzare il gruppo di lavoro ampliando le fila. Avremo poi le varie commissioni, abbiamo altre realtà dove daremo anche spazio ad altri, ma soprattutto
avremo anche la prospettiva di organizzare il futuro di Cordenons nel post amministrazione delle vedove, quindi noi lasceremo sicuramente con questi 10 anni, i 5 passati, i 5 futuri, una Cordenons nuova e pronta per le nuove sfide. È stato presentato questa mattina il calendario di appuntamenti a Gorizia per ricordare i 100 anni del Milite Ignoto. Inizierà venerdì per andare avanti fino a dicembre il ricco calendario di eventi a Gorizia dedicato ai 100 anni del Milite Ignoto. Il programma, presentato questa mattina, ha visto coinvolte le diverse associazioni d'arma del territorio, ma non solo, che nelle prossime settimane organizzeranno mostre, cerimonie e conferenze nel ricordo di quel momento storico. La stessa amministrazione comunale intitolerà un angolo di Parco della Rimembranza alla figura del Milite, mentre la lunga rassegna, collegata anche agli appuntamenti di Aquileia, si concluderà a dicembre con il concerto delle fanfare delle brigate Pozzuolo, Iulia e Ariete al Teatro Verdi. Parlare di Milite Ignoto vuol dire anche parlare di Gorizia. Ci teniamo particolarmente per un momento, un ricordo che ha unito tutto il paese Italia. Un momento che Gorizia l'ha vissuto sulla propria pelle e vuol dire parlare di Milite Ignoto vuol dire parlare di Gorizia. Questo lavoro lo abbiamo portato avanti in un anno, a testimonianza di quanto è stato lungo e articolato, perché ai tempi del Covid è stato tutto estremamente difficile. Curioso risveglio ieri mattina a Paderno, quartiere a nord di Udine. Un possente caprone è stato notato pascolare beatamente all'interno di un giardino condominiale in via Molin Nuovo. Una scena insolita che ha attirato l'attenzione delle famiglie e dei bambini, soprattutto residenti. Così è scattata la segnalazione. Verso le 11 sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine che hanno tentato di avvicinare l'animale per condurlo in un luogo più sicuro, animale che però si è dato alla fuga nonostante diversi tentativi ed è scappato tra i campi. E poi un insolito incontro per i soccorritori acquatici di superficie dei vigili del fuoco di Trieste che ieri durante il servizio di assistenza in mare alla 53esima Barcolana si sono imbattuti in una tartaruga. Il chelonide di notevoli dimensioni è emerso al largo di Barcola salutando le moto d'acqua dei vigili del fuoco. Dopo essersi mostrato per qualche istante, l'esemplare si è nuovamente immerso in acqua, allontanandosi tranquillamente. Dopo l'incontro, i vigili del fuoco hanno ripreso il loro servizio di assistenza ai regatanti. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione sportiva, si svuota l'infermeria in casa udinese e alla ripresa della preparazione Mister Gotti oggi ha ritrovato in gruppo Deulofeo, domani sarà la volta di Pussetto. 2 recuperi sicuramente molto importanti in vista della sfida al Bologna. Se ne parlerà tra poco Sport FVG, spazio anche al basket e alla pallavolo. E dopo Sport FVG, come di consueto, l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.